Oh, silenzio, silenzio. Allora, Fabio Melillo, oggi è la 18ª, se non sbaglio, no, la 16ª vittoria in campionato, insomma, un po' dura, partita un po' dura, però è stata portata a termine, direi, brillantemente. Sì, una gara importante contro un avversario forte che ha lottato tantissimo, come abbiamo fatto noi, una partita di un'intensità incredibile. Poi forse il primo tempo abbiamo creato 3-4 occasioni importanti che non abbiamo concretizzato, però ci sono pure gli avversari, le capacità degli avversari di tenerti sempre in tensione, in partita. Noi stiamo facendo un campionato importante con risultati importanti, va dato merito e onore a Ternana, al Cesena, anche se oggi è perso, e alla Lazio, perché vincere tantissime partite così, con questa qualità, con questa grinta, intensità che mettiamo ogni domenica, fa onore a questa categoria, ha un sapore secondo me di Serie A per tutte e tre le società e per degli staff e delle giocatrici che stanno lottando alla morte. Quindi vincere ecco, 16 partite su 19, come succede a noi alla Lazio e poco meno al Cesena, è un grandissimo segnale. Tra le altre cose, questa è stata una partita dura, nel senso Sì, combattuta, sì, ma loro aggressiva, squadra che va elogiata per quello che ha fatto anche, insomma, nel senso è stata poco pericolosa, però insomma ha reso la vita dura la squadra. sì, sì, è loro è una squadra ben messa in campo, ma poi con prerogative di combattività importanti. E meritano il campionato che stanno facendo. Ho fatto i complimenti loro prima dell'inizio della partita e gliene ho ribaditi alla fine. È un'ottima squadra di quelle che ti danno veramente fastidio. Ultima cosa, insomma, nonostante si lavori, si è primo in classifica, però gli infortuni non cessano di... sono un po' la tua croce, immagino. Sì, purtroppo, vabbè, oggi dalla squalifica abbiamo recuperato Vigliucci, poi Fusarpoli, Saratui, se ci sarebbe stato bisogno l'avremmo anche un po' impiegata. Qualcosa abbiamo recuperato, poi stiamo lavorando veramente tanto sia i ragazzi che lo staff per recuperare quanto prima le giocatrici e speriamo di, di essere presto avvicinarci a un organico, ma non solo in partita, anche in allenamento, Certo. perché purtroppo siamo costretti a fare allenamenti in 12 persone, questo è limitante. Ultima cosa, quanto è bello avere una calciatrice, vabbè, vanno tutte elogiate, ma avere una calciatrice come Vigliucci, corre, lotta, fa gol, capacità di inserimento, voglio dire, pressoché completa, immagino. Sì, dovrebbe migliorare la capacità di parlare perché è una sordomuta in campo, invece ha qualità importanti e potrebbe mettere un po' di personalità in più. Però è giovane perché non ci dimentichiamo, lei è nel 2001 e al secondo campionato di prima squadra vero, cresce partita dopo partita, tecnicamente è fantastica. Complimenti. Grazie. Beh, Chiara Vigliucci, 2-0 per la Ternana Women, ma un 2-0 che porta la tua firma. Calcio di rigore e più il solito inserimento, voglio dire, dopo una corsa abbastanza, diciamo, veloce ed intensa. 2-0, doppietta tua, che sensazioni sono? No, oggi è stata una bella giornata e sono molto soddisfatta della vittoria della squadra e anche dei miei due gol per aver portato i 3 punti a casa. Partita abbastanza difficile è stata, Chiara. Sì, loro sono una buona squadra, l'intensità comunque era alta da entrambe le parti e l'importante è aver vinto. Ecco. Senti, il momento più delicato del match, qual è stato? L'inizio? Perché all'inizio avete un po' stentato, nel senso... Ehm, Loro sono partite abbastanza forti e poi noi siamo state bravi a trovare 2 gol così subito. Valeria ha cercato il rigore
Senti, aggressive le ragazze appunto del Chieuim. È stata una partita anche combattuta sul piano fisico, Sì, spezzettata con tanti falli dall'una e dall'altra parte. sì, ci sono stati abbastanza pallidi da entrambe le parti, era una partita che aggressiva di fisico E meno male che non si è fatto male a nessuno. no, Senti, questa doppietta a chi la dedichiamo? a me stessa. Mi è da tanto che non trovo il gol, quindi è come se mi sono liberata. Beh, però se andiamo a guardare la classifica marcatori sei a quota 7 per un centrocampista che corre, lotta gagliardamente, si inserisce, insomma, non sono pochi, eh? No, però il campionato comunque non è semplice trovare comunque, cioè trovare due gol, poi se vengono bene, quindi sono soddisfatta. Bene, complimenti, in bocca al Grazie. lupo. Fabio Alderici, tecnico del Chievo Women. Insomma, 2-0, però partita dura, è forse un termine appropriato, ma maschia, diciamo. Sì, noi abbiamo fatto secondo me una buona partita, sapevamo che sarebbe stato complicato venire a giocare su questo campo, giocavamo con la capolista, in un campo difficile dove comunque tante squadre sono venute, hanno perso e hanno preso anche tanti gol. Noi andiamo sotto 2-0 su due ingenuità nostre, una e poi c'è a causa di un calcio di rigore, il secondo su un errore in disimpegno dietro. E purtroppo poi alla fine dopo quello non ho visto grande difficoltà e non abbiamo subito altre situazioni particolari. Mi dispiace perché secondo me poi dopo il secondo gol abbiamo un pochino calato alcune situazioni in mezzo al campo e quello poi chiaramente l'abbiamo sentito. Nel secondo tempo poi siamo andati a giocare a 4 punte davanti, ci siamo messi Sì. a tre dietro, abbiamo cercato di recuperarla e le ragazze hanno fatto una buona gara, è chiaro che potevamo in certe situazioni fare meglio, lo sappiamo, dobbiamo migliorare, però non dobbiamo perderci di fiducia, dobbiamo andare avanti a testa alta e dobbiamo pensare alle prossime partite. Diciamo, soprattutto per il primo tempo, tanto aggressiva, squadra ben messa in campo, insomma anche le distanze fra i vari reparti abbastanza compatte, tant'è che la Ternana ha avuto qualche difficoltà nei primi 15 minuti, forse poi sbloccato il risultato un pochino è un po' scemata di intensità, però per gran parte della gara ci ha fatto una buona impressione da questo Sì, poi punto di sbloccato il vista. risultato, chiaramente la partita cambia, Eh, gli episodi determinano sempre. No, noi siamo una squadra che comunque è venuta qua per giocarla a viso aperto, volevamo andarla a prendere alte, volevamo andarla a prendere uomo su uomo e quello l'abbiamo fatto. Avremmo secondo me dovuto gestire un pochino meglio il palleggio, invece in certi momenti abbiamo commesso qualche errore di troppo tecnico in mezzo al campo. Partita però secondo me è giocata bene dalla squadra, io guardo avanti, guardo alle prossime, non dobbiamo abbatterci, sapevamo che non sarebbe stato facile, quello che contava per noi era venire qui a fare gara, farla a viso aperto, non mollare, stare in gara fino alla fine e penso che l'abbiamo fatto, anche perché poi alla fine nel secondo tempo io a parte qualche situazione su palla inattiva loro non mi ricordo gravi difficoltà e grandi pericoli per il nostro portiere, quindi siamo fiduciosi ecco, per il futuro. complimenti. Grazie.